Questo è il Veneto sotto assedio da parte delle polveri sottili. Quel PM10, una volta comunemente chiamato smog, da sempre veicolo delle principali malattie alle vie respiratorie. La soglia massima sarebbe 50. Treviso, oggi, in via Lancieri di Novara, segnava 92, quando la valutazione peggiore è superiore a 100. Peggio di noi solo Venezia e Vicenza, per un'aria che basta rimanere all'aperto, senza condizionatori negli uffici che purificano o filtri nelle auto, e subito si sente quell'odore che rimanda alla Marghera anni 70 con i fumi del petrolchimico. Sono passati quasi 50 anni e la situazione è peggiorata. Bastano 2 mesi senza pioggia e iniziano i rischi seri per bambini, anziani e persone asmatiche. Se non cambia, presto arriveremo come in Cina con la gente che passeggia con la mascherina. Intanto, con il nuovo anno, il Comune ha già annunciato uno stop fuori programma per il 3 gennaio prossimo. Le domeniche ecologiche erano già previste, ne anticipiamo una, probabilmente ne faremo, anzi sicuramente ne faremo anche delle altre, ma certamente è un segnale di attenzione che l'amministrazione dà in un momento di grande difficoltà. Prima però Cassugana cercherà di fare la voce grossa a Venezia quando in regione si troveranno tutte le amministrazioni del Veneto. Proprio per far capire che il tema andrà affrontato tutti insieme. Non si può pensare che la soluzione sia una soluzione locale qui, mentre in un comune vicino le cose vanno come prima. Intanto ulteriore giro di vite da parte della Polizia Municipale su auto fuori norma, impianti termici evidentemente non controllati e calore disperso inutilmente. Un primo sforzo che tutti quanti dovremmo fare è quello, ad esempio nei negozi, di tenere chiuse le porte per evitare appunto la fuoriuscita di calore che anche esso inquina, e poi certamente indicare anche le modalità di consumo corretto del calore, e quindi un mantenimento anche a certi livelli della temperatura, proprio per evitare queste situazioni.